si tutelano le fotografie? Si possono considerare opere d'arte? Dipende. La legge sul diritto d'autore distingue proprio tra fotografie semplici e fotografie artistiche. Anche le fotografie semplici sono tutelate, ma in modo meno rigoroso delle fotografie artistiche, che invece godono di tutte le prerogative previste dalla legge per le opere d'arte. Ma quando la fotografia può considerarsi artistica? Quando presenta carattere creativo, ossia quando, indipendentemente dal suo valore artistico, la fotografia ha un'impronta personale, anche minima, e non si limita a riprodurre la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. Impronta personale che può trasparire da elementi concreti come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l'aspetto creativo vada a prevalere sull'aspetto tecnico. E tu lo sapevi? Scrivici nei commenti.